Ciao ragazzi, questa è la Sacca di Scardovari, Delta del Po, provincia di Rovigo. Lo potremmo definire un po' il paradiso delle vongole e delle cozze, che sono due tra le eccellenze più prelibate del Veneto. Ma oggi sono venuto qui per raccontarvi la storia di Alessio, produttore di ostriche, che lui alleva adottando un metodo imparato da alcuni, uno in particolare, dei più grandi esperti di ostriche francesi. E vedrete qualcosa veramente di straordinario. È la fase di accrescimento, dove abbiamo le ostriche che stanno facendo il pre-ingrasso. Queste sono ostriche ormai pronte ad essere incollate. Quindi da quanto tempo sono qui? Queste sono qua da fine maggio. Incollate perché vengono messe in aderenza, no? Vengono messe praticamente su una corda come questa, sì. Vengono posizionate le ostriche 3 a 3. Con un cemento speciale marino tossico si fa un bignè, certo. Come fa il pasticcere, e le ostriche vengono incollate sulla corda, che dopo poi va a fare la fase di accrescimento. Queste sono le ostriche che stanno facendo l'accrescimento. Queste sono piccole, no? Sì, queste sono piccole, sono pronte per essere incollate. È la seconda fase, è la fase di accrescimento. Praticamente le ostriche, dopo essere state incollate su queste corde con un cemento speciale marino tossico, vengono lasciate qua per tutta la fase di accrescimento. Per quanto tempo? Quanto dura? Dipende ovviamente dalle condizioni climatiche, però va dai 12 ai 15 mesi l'accrescimento in sé. Poi dopo, una volta che abbiamo raggiunto calibri desiderati, vengono portate all'interno del capanno, vengono staccate e riposizionate all'interno di ceste chiamate panieri australiani per la fase di affinamento. Da dove viene il seme di queste ostriche? Il seme viene da schiuditoi francesi, perché in Italia schiuditoi non ce ne sono e di conseguenza siamo costretti ad andare a acquistarlo all'estero. Ma le caratteristiche dell'acqua conferiscono qualcosa di particolare, di veneto, di unico alle tue ostriche? Assolutamente, perché essendo una laguna con acqua salmastra hai una sapidità inferiore a tutte le altre ostriche, quindi un'ostrica meno salata e meno aggressiva, di conseguenza un'ostrica che piace anche a chi non piace le ostriche. E in più, attraverso tutte le sostanze che le ostriche assimilano in laguna, fa sì che abbiamo uno stato di riempimento del mollusco che ha dell'incredibile. Allora mangiamo? Certo, il primo assaggio. Che spettacolo, guarda, direttamente dall'allevamento, appena raccolta. Sa di mare. Adesso, è incredibile, buonissima. Adesso vedrai la differenza che c'è da un'ostrica appena raccolta, dalla fase di accrescimento, a un'ostrica che ha avuto tutta la fase di affinamento. Certo. Quindi un'ostrica che è molto ma molto più croccante, molto più carnosa rispetto a questa. Mi tasto tutto, Diciamo che noi abbiamo una perdita importante, abbiamo una perdita che siamo fortunati se raccogliamo un 50% dall'arrivo del prodotto, dovuto ovviamente a selezioni naturali dovute al cambiamento di ambiente, da schiuditoi a laguna, da un errore umano durante l'incollaggio, perché essendo che il lavoro viene fatto manualmente dall'uomo ci sta, subendo frequentemente le maree sopravvivono le più resistenti sui mercati, quindi anche lì una selezione naturale, certo. E ostriche non conforme ai parametri che
che ci siamo dati noi perché che sia un'ostrica di eccellenza. Qui dove siamo arrivati adesso, Alessio? Questa diciamo è l'ultima fase, è la fase di affinamento. Le ostriche, una volta che vengono staccate dalle corde, vengono posizionate qua all'interno dei panieri, continuando come vedete a fare le immersioni. Qua subiscono una raffinazione naturale dovuta appunto da le immersioni, che i panieri praticamente quando tirano su una pratica per volta, quindi le ostriche tra di loro si muovono e di conseguenza si levigano. In più posizionate a filo d'acqua con i movimenti naturali dell'acqua, continuano praticamente a muoversi, a sfregarsi tra di loro. Quanto dura questa fase? Questa dipende ovviamente anche qua dalle condizioni climatiche. Nel periodo estivo dove abbiamo pochi venti, quindi poco mare mosso, è molto più lungo rispetto all'inverno. Può essere 2 mesi come può essere 4-5 mesi. Quindi è uno sfregamento naturale che aiuta la pulitura, no? Assolutamente, annulla i parassiti, diciamo, e mantiene una madreperla bianchissima sia esternamente che internamente. Alessio ha iniziato la produzione professionale nel 2016, arrivando però da 7 anni di sperimentazioni, di errori, di calcoli, di valutazioni che ovviamente lo hanno forgiato per arrivare a fare il lavoro che voleva fare. E una cosa che mi ha colpito, molto interessante, è l'utilizzo della tecnologia. Le ostriche hanno bisogno delle maree e lui attraverso un'app riesce, tra virgolette, a ricrearle. Tutte le fasi subiscono la marea che creiamo noi attraverso un'applicazione comandata a distanza, usando energie rinnovabili, quindi pannelli solari ed eolico, quindi impatto ambientale zero. Andiamo praticamente azionando appunto quest'app attraverso un computer, attraverso un telefonino, così azioniamo praticamente questi motori qua alimentati appunto da energie rinnovabili, che a sua volta girano e fanno uscire dall'acqua le ostriche in base a quello che è la mia esperienza, perché non avendo uno storico appunto di questo lavoro, sono stati i 7 anni, sono serviti anche per capire qual è il momento migliore per far uscire o per lasciare in acqua le ostriche. Vedi Stefano, questi qua adesso sono inclinati perché hanno finito, diciamo, la fase di emersione. Adesso i panieri, un po' alla volta, andranno tutti in acqua. Agli inizi il casone 103, che è questo che vedete alle mie spalle, era molto più piccolo rispetto adesso, ma i risultati incoraggianti hanno spinto Alessio ad ampliare la sua attività, ad avere anche dei dipendenti. E adesso il futuro per lui significa solo ed esclusivamente ostriche. Ecco, questo è il secondo assaggio. Pronti? Assaggiamo. Questa è matura, Si sentirà la differenza, diciamo, di un'ostrica affinata. Insomma, è un qualcosa di straordinario. Perché perla rosa, Alessio? Perché appunto, essendo un'ostrica che è esposta tante ore ai raggi solari, acquisisce delle sfumature rosa sulla conchiglia, sia esterna che interna. Benissimo. E che differenza c'è tra questa ostrica e quelle spontanee che nascono qui? Diciamo che quella spontanea non è un'ostrica di qualità dovuta, diciamo, a tanti fattori. Il fattore la forma, e in più all'interno della conchiglia si forma un blister, polidora, diciamo, che non è commerciabile l'animale, perché andando a aprire l'ostrica rompi sta sacca e di conseguenza rovini la pietanza. Un'altra perla veneta che abbiamo voluto regalarvi grazie ad Alessio, e mi raccomando continuate a seguirci perché viene tante ostriche da tastare, e infatti mi vuole insomma sapore, era tanto che ne tante. Sì, un'altra sicuro. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Ciao. Sono le 8 di mattina, ma nata ostrica me la fa. Andiamo.